È la pioggia battente a scandire i secondi del minuto di silenzio che i volontari del carcere Due Palazzi di Padova hanno osservato per ricordare Giuseppe, 73 anni, il detenuto che la scorsa notte si è tolto la vita nella cella di massima sicurezza dove era rinchiuso. Protestano perché con il trasferimento dei 22 detenuti e la chiusura dell'ala finisce anche un lavoro di reinserimento lungo 30 anni fatto da volontari, cooperative sociali, agenti della polizia penitenziaria, personale educativo. Giuseppe, come gli altri, lo aveva saputo da pochi giorni, era in carcere da 40 anni, irriducibile, non aveva mai parlato con i magistrati. Dalla cella di massima sicurezza usciva solo per andare nei laboratori di Cuccito dove lavorava con Giorgio Rietti ed Emanuela Bortoliero. Ieri abbiamo avuto la fortuna di salire e li abbiamo salutati uno per uno. Ti dico, è stata una cosa veramente incredibile. Lui comunque, guarda, aveva il suo angolino nel laboratorio perché erano la loro macchina da cucire, preparava la roba perché facciamo il mercatino una volta al mese in Prato della Valle, come sapete, e preparava, lui era specializzato nelle borsette e robe là. Signora, qual è stata l'ultima borsetta che ha cucito? È uno zainetto in pratica, un bauletto, una borsa a bauletto fatta con i jeans. Sono sconvolti Giorgio ed Emanuele, come loro, Attilio Favaro. Almeno metà di loro erano a un passo abbastanza avanzato del percorso, avrebbero potuto avere la declassificazione e quindi non essere più considerati alta sicurezza e avere assegnato un lavoro qui, eccetera. Quindi non si è guardato solamente, si sono misurati i metri, si è calcolato che in quello spazio lì ci stanno più comuni che non alta sicurezza, perché gli alta sicurezza sono più isolati. Queste attività dell'alta sicurezza interrotte, quelle i laboratori artigianali, i laboratori di pittura e di scrittura, spariscono attività, un lavoro di anni o di decenni, e anche questa è la posta in gioco, ma in questi laboratori si sono costruite delle relazioni di conoscenza e anche di crescita proprio dal punto di vista della rieducazione. Hanno scritto il ministro Nordio, il sottosegretario Stellari, all'amministrazione penitenziaria perché questo lavoro non sia vanificato. Anche i detenuti, attraverso i loro legali, hanno presentato un reclamo per regressione trattamentale, preoccupate anche le cooperative sociali. C'è proprio il rischio anche di perdere dei posti di lavoro. A questo punto è un elemento che le imprese dovranno sicuramente tenere presente.